Una notizia bomba è arrivata questa sera alle orecchie dei tifosi del Napoli, e preparatevi. Perché quello che stiamo per rivelare farà emozionare tutti coloro che amano il nostro club. Come sempre, siamo qui per portarvi gli aggiornamenti più scottanti e rilevanti sul Napoli. Per tenervi aggiornati su tutto ciò che accade dietro le quinte. Prima di tuffarci in queste fantastiche informazioni, cogliete l'occasione per lasciare il vostro like e iscrivervi al canale. In questo modo, sarete sicuri di non perdere nessuna notizia sulla nostra squadra. Ora passiamo agli affari. Qualcosa di enorme si sta articolando nei corridoi del Napoli. Una mossa impressionante che promette di trasformare il futuro del club e di accendere ancora di più la passione dei nostri tifosi. Cosa c'è in serbo? Restate con noi, perché questo è solo l'inizio di una vera e propria svolta. Secondo Niccolò Ceccarini, il Napoli sta puntando 3 difensori per rinforzare la difesa a gennaio. Tra questi c'è Biol, che in estate era nel mirino dell'Inter ma la cui cessione richiederebbe un investimento importante. Un'altra opzione presa in considerazione è Kiwior, attualmente all'Arsenal e senza molto spazio nel club inglese, che potrebbe aprire la strada a un prestito con opzione di acquisto, un'alternativa ideale per il Napoli. E naturalmente resta in ballo anche Radu Dragusin, anche se la sua trattativa dipende dalle condizioni del Tottenham. Inoltre, il club partenopeo è in trattativa avanzata per il rinnovo del contratto di Alex Meret. Il prolungamento potrebbe arrivare fino al 2027 o 2028, con tutte le parti vicine a un accordo che consoliderebbe la posizione del portiere più a lungo. Anche il rinnovo di Kvaratskhelia è all'ordine del giorno e il Napoli è ottimista di trovare presto un accordo. Ora, tifosi del Napoli, vogliamo sapere cosa ne pensate. Quale di questi difensori sarebbe la scelta migliore per rafforzare la difesa del Napoli? E per quanto riguarda Meret, pensate che il suo rinnovo sia fondamentale per il futuro della nostra squadra? Lasciate un commento qui sotto e partecipate a questa discussione sul futuro della nostra squadra e sulle prossime mosse di mercato.